E buon pomeriggio amici e amiche amanti del mondo futsal. Oggi il campionato di Serie C1 ci presenta la terza giornata con i padroni di casa del Treme Calciacivico che affronta oggi il CUS Palermo, una delle formazioni ovviamente favorite, quantomeno alla vigilia, alla vittoria di questo campionato. Nel frattempo le due squadre sono già posizionate al centro del campo con i direttori di gara. Oggi abbiamo infatti il signore Davide Grasso, il signore Marco Albeggiani e poi come crono Alessio Abruscato. Ricordiamo infatti che nel campionato di C1 quest'anno c'è una grandissima novità, stiamo parlando chiaramente del tempo effettivo, dunque due tempi da 20 minuti per un totale di 40, non saranno mai 40, questa è una piccola anticipazione che diremo praticamente in ogni nostra diretta, perché col tempo effettivo chiaramente i minuti giocati in campo all'interno del rettangolo di gioco verde saranno 40, ma chiaramente dal punto di vista temporale saranno ovviamente un po' di più. Nel frattempo le due squadre si stanno scambiando il cenno di pace, insomma, prima di iniziare con il classico batticinque. Il capitano delle Treme Calciacinque non è restivo, oggi assente all'ultimo, un'assenza sicuramente importante per la formazione di mister Roberto Zapparata. La fascia capitano infatti viene indossata da Giovanni Salerno, che solitamente è il vice capitano, oggi però indossa la fascia, dunque avrà lui questa importantissima caratura, quella dell'indossare la fascia di capitano. Nel frattempo mister Zapparata sta parlando con i suoi ragazzi, li sta facendo mettere tutti a cerchio, il classico circle time prima di iniziare la partita. Stesso discorso per quanto riguarda mister Salvo Rizzo con i suoi ragazzi del CUS Palermo, ma nel frattempo prima di iniziare la partita, prima di dare il via a questo match con il fischio da parte del direttore di gara, guardiamo subito cosa hanno fatto effettivamente le due formazioni in campionato in queste prime due giornate di campionato che si sono giocate, perché il Treme Calciacinque si trova al momento a 3 punti, settimo posto in classifica, con una vittoria alla prima, tra l'altro proprio tra queste mura, con la partita che è terminata con il risultato di 3-2 contro il San Vito, una vittoria importante. D'altra parte il CUS ha vinto pure la prima giornata di campionato contro l'Athletic Club Palermo, risultato di 0-3. Poi però forse c'è successo qualcosa nella seconda giornata, perché il CUS ha strappato soltanto un pari contro l'Isola Calcio a 5, mentre invece il Treme Calcio a 5 ha avuto una partita che forse sarebbe meglio anche dimenticare, soprattutto per gli amanti di questa formazione maglia verde, perché è stata una sconfitta molto pesante contro un'altra formazione che è i colori sociali verdi, ovvero contro il Bonifato Alcamo. Nel frattempo le due squadre sono già in campo, vediamo dal primo minuto Calvaruso, Calò, Scalavino e Molinaro tra i pali Norfo. Dall'altra parte invece si può benissimo vedere con la maglia numero 10 Alberto Miranda, uno dei giocatori da tenere d'occhio maggiormente, capitano di questa formazione. Poi vediamo Graziano Maniscalco sotto la nostra postazione, Giannola in versione pivot, e poi dovrebbe trattarsi di Vincenzo Lucchese come laterale. Frattempo minuto di silenzio. È terminato anche il minuto di silenzio. Nel frattempo la scelta di mister Zapparata è stata quella di schierare dal primo Calvaruso e non Salerno in questo ruolo d'attaccante. Nel frattempo è iniziata anche la partita con il Molinaro che intercetta subito il primo pallone, alza la testa e si appoggia dalle parti di Antonio Calò, che può subito puntare Lucchese. Uno scontro che probabilmente vedremo quasi per tutta la partita, che Calò è un giocatore che comunque non si fa dire due volte. Il dribbling e tiro per lui, doppietta contro il San Vito, salta l'uomo, Calò calcia subito, e infatti la prima occasione arriva dopo soltanto 15 secondi dall'inizio della partita, perché Calò subito ha fatto vedere quello che stavamo effettivamente dicendo all'inizio della partita, ovvero un giocatore che non disdegna il dribbling e la conclusione, solitamente cerca un tiro ad incrociare, basso. Stavolta ha cercato invece una conclusione alta, anche piuttosto potente, però sul primo palo non ha trovato però la gioia del gol. Nel frattempo Norfo con le mani, subito molto rapido, Calò può puntare Lucchese, lo salta, Calò calcia! Ed ecco subito la risposta presente, e qui Calò effettivamente sta dimostrando, sta facendo quello che avevamo anche detto pochi istanti fa, perché già due occasioni sono arrivate proprio dai piedi del giocatore classe 2000. Poi tenta la conclusione, Calvaruso viene murato, poi Molinaro che buca l'intervento
un errore non da lui per il centrale ex Palermo Calcio 5, tra le tante, anche Veco. Scalavino, punta all'uomo, sempre molto elegante, Scalavino con la punta Scalavino, e va bene così, blocca subito il risultato, 1-0, dopo probabilmente nemmeno 2 minuti, Francesco Scalavino fa subito 1-0, ma il Tremme Calcio 5 è partito benissimo con le sue ali, con Francesco Scalavino che ha bucato Teodoro Lopiparo, che parte dal primo minuto come portiere oggi. Probabilmente qualcosa da farsi perdonare, il portiere l'avrebbe avuta qui, ma non era facile anche per le condizioni climatiche, perché proprio prima dell'inizio della partita un'acquazzone veramente ha fatto tanta paura, più che altro per le condizioni del campo, perché giocare con questo clima non è sicuramente facile, tanta pioggia, adesso sembrerebbe essere diminuita, ma è comunque presente e sarà presente probabilmente per tutto il resto della partita. Calò nel frattempo viene servito da Calvaruso, guarda la porta, Calò! Da dove l'ha messa Antonio Calò? Palla perfetta di Calvaruso, incredibile qui al campo del Tremme Calcio a 5, i padroni di casa sono sopra di 2-0, blackout in casa Cus. Adesso ci immaginiamo e ci aspettiamo probabilmente una risposta da parte di mister Salvo Rizzo. Nel frattempo il duo in panchina, Roberto Zapparata e il figlio Elio Zapparata, stanno predicando calma ai propri ragazzi che hanno cominciato la partita forse come meglio non avrebbero mai potuto farla, con un Calò incredibile oggi, ma ormai permettetemi di dire non è più una notizia. Nel frattempo Calvaruso ancora lo Pipero, questa volta è attentissimo Calò, cercava il pallone al secondo palo, era lì pronto a riceverlo, non gli è arrivato, risultato sempre di 2-0. Risultato incredibile alla vigilia, probabilmente nessuno avrebbe potuto mai immaginare un risultato del genere, anche perché il CUS è una formazione, senza andare troppo lontano, che ha delle ambizioni molto importanti, non l'ha mai nascosto, una campagna acquisti importante, l'acquisto di Giannola su tutti. Nel frattempo mister Zapparata si infuria con i suoi ragazzi, poi Scalavino ancora e non trova la porta, o meglio la trova ma soltanto la parte più esterna, quella che chiaramente non fa convalidare il gol. Risultato di 2-0, ma il Tremme Calcio 5 sta giocando probabilmente la migliore partita da quando la società è nata. Poi Giannola cerca la compagnia al secondo palo, non li trova Scalavino, sempre molto elegante, Lucchese, poi qui bravissimo a non fare passare il pallone, Lucchese, palla per il compagno, casca giù, calcio di punizione al limite, fallo di Molinaro che poi allontana anche un pizzico di astuzia. Questo pallone è una punizione molto importante perché il capitano Miranda la chiama subito e noi sappiamo che con quel sinistro il numero 10 può sempre trovare una soluzione piuttosto interessante. Nel frattempo Norfo sta posizionando i compagni sul palo, Calò sul palo di destra della porta, a sinistra chiaramente dei nostri teleschermi. Nel frattempo sta urlando praticamente a Molinaro e a Cristian Calvaruso di stringersi, di non aprirsi probabilmente. Miranda fa col sinistro e prende Molinaro, che poi sutta quasi come se fosse stato lui a trovare il gol, ma lo ha salvato. Dunque siamo anche d'accordo effettivamente con il possente centrale delle Tremme Calcio 5. Oggi manca, ricordiamo, Restivo, un'assenza che non è facile da sopperire. Giannola per Miranda e poi col tacco il palo ferma tutto, ma il CUS Palermo comunque è vivo e lo fa vedere con Giannola che qui lotta su tutti i palloni. Poi in anticipo di Calò, Calvaruso, ancora Calò, i due sono terribili. Calò ancora recupera palla Calvaruso e Calò non sbaglia ancora una volta, ma esultanza di Antonio Calò che fa quindi 3-0, risultato veramente incredibile su un pallone perso da Giannola, che è stato anticipato da Calò, che ha scambiato con Calvaruso, e poi da lì è stato veramente freddissimo il numero 29, un under, ricordiamo, ma che under, per lui sono 4 in campionato in 3 partite, doppietta contro il San Vito, poi la doppietta oggi contro il CUS Palermo. La gara chiaramente non è ancora terminata, manca tantissimo. Nel frattempo mister Zapata chiama subito Antonio Calò, lo vuole al cambio, vuole cambiare qualcosa. Ecco Emanuele Ruffolo. Questo è un cambio interessante perché il giocatore nasce come pivot e probabilmente andrà a giocare proprio in quella posizione con Calvaruso, che invece si allargherà
questa è un po' la soluzione tattica che ci immaginiamo, vediamo se effettivamente la indovineremo o se mister Zapparata, la stratega, ci regalerà qualche novità. Giannola, punta Calvaruso, è ottimo anche il movimento da parte del Cus Palermo. Si trattava di Maniscalco che ha fatto quasi un blocco, per utilizzare un termine cestistico. Scalavino cerca il tocco ma sbaglia, Lucchese si appoggia dietro, Maniscalco, Miranda. Frattempo sono pronti dei cambi per mister Salvorizzo, che vuole sicuramente tentare di cambiare le carte in tavola. Sembrava un Cus nel riscaldamento molto carico, molto propositivo. Tremme invece sembrava fosse quasi un po' spento in realtà, però il campo sta dicendo tutt'altro. 3-0 il risultato per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Miranda, Giannola con il tacco per Miranda che cerca lo scambio con Lucchese, poi Molinaro decide di non fare passare nessuno e niente anche probabilmente. Poi Miranda, Calvaruso nel frattempo, Runfolo sta giocando come laterale sinistro in realtà, quindi Calvaruso rimane in versione pivot, però la fisicità di Runfolo può aiutare tanto. Lucchese scambia con Giannola che vuole puntare, si appoggia. Lucchese, sempre Miranda, si cerca tanto il numero 10, sanno che le azioni possono arrivare da lui, poi Maniscalco e Norfo, forse non perfetto dal punto di vista estetico ma comunque efficace. Credo che a mister Zapparata vada bene anche così. Palla in calcio d'angolo, risultato di 3-0, corner per il Cus Palermo che fa uno schema con Miranda che cerca Lucchese. C'era anche Giannola che probabilmente ha dato fastidio al compagno. Nel frattempo sono pronti i cambi con mister Rizzo che ha dato il bigliettino che significa time out alla prossima volta che si avrà chiaramente in possesso palla, perché al momento è del 3 calcio a 5 che vede rientrare in campo Calò al posto di Calvaruso, autore di 2 assist. Scalavino, Runfolo difende il pallone in mezzo a 2 maglie, poi buon lavoro di Lucchese che ne esce benissimo, scarica Giannola, poi si allunga il pallone anche perché Calò lo infastidisce. Molinaro, Calò sta rischiando qui Calò, infatti si appoggia da Molinaro che allontana. Miranda con il colpo di testa, Maniscalco, uno probabilmente dei migliori del Cus, chiude Runfolo, poi adesso infatti si è schierato come pivot e infatti qui fa un grande lavoro Runfolo, poi col sinistro calcia, la tocca Lopì, però la palla probabilmente è scivolata perché sembrava in netto vantaggio il portiere, poi però è stata più complicata del previsto. Batte Runfolo, uno schema, tocca Scalavino, Miranda, Giannola, può ripartire il Cus Palermo. Giannola punta la porta, Molinaro ancora una volta chiude, partita sontuosa da parte del centrale che poi non riesce a scaricare su Runfolo, perdendo qualche tempo di gioco, ma complice chiaramente l'intervento di Giannola che lo ha infastidito fino all'ultimo. Nel frattempo rimessa laterale sempre da zona offensiva per i padroni di casa. Nel frattempo si riscalda Baucina, vediamo se entra nel frattempo. Viene chiamato infatti il time out, l'avevamo anticipato perché si era anche visto come il tecnico avesse dato al crono di oggi Alessio Bruscato, il signor Alessio Bruscato, il fogliettino che significa time out la prossima volta che si appalla. Nel frattempo risultato di 3-0 perché si fosse sintonizzato in questo istante, una gara che sicuramente verrà influenzata tantissimo dal clima. Al momento sta reggendo il tempo, ma chissà che magari in un cambio nel corso, nel proseguo chiaramente della sfida. Nel frattempo le due formazioni, sentite intanto le urla di mister Rizzo che sembra abbastanza chiaro con quelle che sono le indicazioni. Lui sta accusando la squadra forse dal punto di vista psicologico, non dal punto di vista tecnico, perché formazione questa sappiamo come possa essere o forse sia anche una delle formazioni probabilmente favorite alla vittoria del campionato, però il tecnico qui sta accusando che manchi la testa, quindi il carattere della formazione. Ci sono dei cambi, adesso cerchiamo di capire chi entra. Intanto vediamo sicuramente Ciro Matesi per il 3 calcio a 5, invece è entrato anche Andrea Minnone che si posiziona come laterale destro, poi Lucchese è rimasto in campo, Miranda e Giannola, quindi soltanto un cambio. Ha lasciato il terreno di gioco Maniscalco, che però non stava giocando una partita negativa, assolutamente, anzi forse uno dei migliori, uno dei più attivi in questi primi minuti. Miranda
Lucchese, adesso ci aspettiamo forse un Cus più battagliero. La pressione di Matesi, che viene guidato quasi come un soldatino da mister Zapparata. Miranda Minnone la tiene in capo. Giannola col tacco, elegantissimo. Lucchese guarda i compagni, apre tutto per Minnone che cerca il passaggio in mezzo ma sbaglia. Runfolo, le finte, buona la sua giocata. Calo, Runfolo, ancora il contropiede. Calo cerca il secondo palo. Matesi che non arriva, o meglio, arriva Matesi, ma il pallone era leggermente indietro. Il giocatore è andato troppo in avanti. La palla di Calo era sicuramente corretta, ma era anche marcato. Dunque, chiudere di più era anche un po' complicato. Nel frattempo, fuori Miranda, dentro nuovamente. Anzi, non è Maniscalco, chiedo scusa, è Romano. Tanto cerca la conclusione Giannola, Norfo in due tempi con molta attenzione. Calò, Molinaro con la testa Runfolo, quasi da calcio a 11 a cercare l'inserimento di un compagno alle spalle che però non è mai arrivato. Romano intanto. Lucchese. Minnone cerca un dribbling rischiando tanto ma gli riesce. Romano si appoggia, il tacco di Giannola che prova a girarsi, poi Molinaro fa una grandissima chiusura con la coscia, la tocca Giannola, ma il possesso è comunque della formazione di casa per la formazione di mister Zapparata. Norfo in avanti per Calò che si è anche agganciato con Minnone. Romano, Giannola, Minnone con la suola, scarica e poi si inserisce Giannola, Lucchese. L'inizio non ottimale per il numero 4 perché prova una giocata complicata. Chiaramente le sue doti tecniche glielo permettono, ma forse il campo oggi un po' non è propriamente d'accordo con questo tipo di giocate. Nel frattempo Molinaro fa toccare il pallone a Minnone, dunque palla in rimessa laterale con Maltesi che si appoggia da Molinaro che alza il pallone. Lucchese questa volta è posizionato benissimo, Cosiso si appoggia, Calvaruso e quasi per mettere in difficoltà il proprio portiere perché Calvaruso è rientrato al posto di Runfolo che quindi saluta il campo chiaramente per qualche minuto, poi lo rivedremo nel rettangolo di gioco verde che tutti gli amanti del calcio amano. Romano, le finte, cerca la conclusione col mancino, pretenzioso ma fa bene comunque a provarci perché con questo terreno forse una soluzione potrebbe essere proprio quella di cercare questo tipo di soluzioni perché possono mettere in difficoltà il portiere. Lo sa bene Lo Piparo che è stato un po' anche fregato dal terreno. Intanto Calo, grande giocata all'inizio, poi si complica la vita. Lucchese rientra, salta tutti, viene fermato da Calvaruso che si appoggia a Matesi, allarga per Calvaruso, pallone che non ritorna tra i piedi del 29, del 27, che non scusa, 29 Antonio Calò. Al momento mister Zapparata si fida dei suoi under perché ne ha in campo ben 3. Nel frattempo Minnone fallo di Calò. Sembrato però che Minnone lo cercasse questo tipo di contrasto. Calò ci è caduto un po' perché nel frattempo ecco in campo Antonio Baucina con la numero 9, palla in mezzo proprio per Baucina, tentata da Giannola. Norfo mette il piede. Poi gioco fermo. Si ferma un attimo il gioco con Molinaro. Calo va giù contro Minnone, tutto regolare ma soltanto per una manciata di secondi perché il direttore di gara ha chiamato questo intervento. Dunque calcio di punizione con il Trame Calciopoli che guadagna qualche secondo. Ricordiamo che guadagnare secondi serve a poco con il tempo effettivo, però spezza comunque il ritmo. L'anticipo da parte di Romano. Molinaro, Matesi, prova il dribbling, sbaglia, bravo qui Baucina con un buon contrasto difensivo. Sempre Baucina che è entrato anche per dare quel pizzico di tecnica in più. Minnone, le giocate in mezzo a due maglie verdi. Calvaruso la tocca, poi Baucina scambia Minnone. Prova la conclusione, deviazione, calcio d'angolo.
sarà calcio d'angolo, chiama uno schema Minnone con dei segnali, non i classici numeri, quindi poi Romano cerca la conclusione sul primo palo forte, trova anche una deviazione, quindi corner nuovamente per il CUS Palermo. Questa volta non chiama niente, poi Baucina e prende Matesi, Baucina ancora rientra, può calciare, poi ci pensa un attimo e torna dietro Romano, Minnone, il contrasto con Calò non viene favorito per il giocatore del treno, poi la conclusione con la scivolata di Matesi, si chiedeva un tocco da parte del giocatore del CUS che però non è stato realizzato da parte dei direttori di gara, dunque corner ancora una volta, il CUS cerca di schiacciare il Treme all'interno della propria area di rigore. Poi palla in mezzo, Norfo mette il piedone, Calvaruso contro due, si ferma Matesi, viene fermato. Calo alza il pallone, ecco il suo compagno di affari Calvaruso che recupera palla ancora in mezzo, Calò arriva sempre puntuale, inventa sempre Calvaruso, segna sempre Antonio Calò, 4-0 ed è tripletta personale per il gioiellino della formazione del presidente De Simone, ma sono anche 3 assist per Calvaruso che non sta trovando la gioia del gol, però comunque si iscrive nel tabellino perché gli assist sono tutti suoi, 3 su 4, insomma una grande partita anche per lui. Baucina Romano fintava sul sinistro, Calvaruso in tackle a dargli subito fastidio, Baucina Minnone vuole il mancino, si appoggia Romano ancora per Minnone, poi Norfo, l'ultimo tocco è stato del portiere Alessandro Norfo, classe 1981. Poi Baucina al volo, impatta anche bene ma non trova la porta, però Baucina ha dato forse quel pizzico di pepe in più. Norfo a cercare Calvaruso, viene fermato Romano, Baucina, sempre Baucina, nel frattempo è rientrato anche Scalavino, Calvaruso ancora una volta per 3 under, lo schema secondo palo con Molinaro che al centro allontana, poi spazza, nel frattempo dentro Rufolo, poi Baucina prova la conclusione, Molinaro riesce a toccarla, che dare fastidio al suo avversario. Nel frattempo rimessa a terra ancora una volta, battuta forte in mezzo, non c'è nessuna deviazione. Nel frattempo un altro cambio perché sta per lasciare il campo il mattatore di giornata Antonio Calò, 3 gol per lui. Al suo posto ecco in campo l'ex Resuttana San Lorenzo, Emanuele Caruso, che si posiziona subito sulla fascia, poi cerca la conclusione sul primo forte Romano, trova ancora una volta la mano di Norfo che comunque è sempre lì presente. Corner, Baucina, lo scavetto per Romano che impatta, ma sicuramente è stato provvidenziale l'intervento di Caruso che non abbia toccato in realtà la palla, è stato comunque importante perché ha cercato di ostruire in maniera regolare chiaramente il suo compagno, che poi ha impattato in realtà ma non in maniera positiva. Nel frattempo il direttore di gara a colloquio con il mister Salvorizzo. Palla profonda, Rufolo con il petto, poi Romano si scontra con Caruso, poi Rufolo dice qualcosa di direttore di gara, poi si scontrano Baucina e Scalavino. Minnone cerca l'inserimento per Minnone,
di comandatore che si era inserito anche con i tempi giusti, ma non è arrivato il pallone. Nel frattempo Scalavino è stato chiamato un time out, non è stato nemmeno molto chiaro. Infatti probabilmente anche il secondo direttore di gara non si era accorto, perché stavano per battere la rimessa laterale. Dunque, per chi si fosse sintonizzato in questo istante, il risultato di 4-0 per il Treme Calcio 5, un risultato probabilmente alla vigilia un po' insolito. In pochi credo che l'avrebbero pronosticato, non dal punto di vista tecnico, perché sappiamo quanto effettivamente i padroni di casa possano essere una formazione molto interessante, anche ma soprattutto per le prestazioni del CUS, che è una formazione che probabilmente punta alle zone nobili della classifica. Si trova al momento al quarto posto con 4 punti, una vittoria contro l'Athletic Club Palermo, un pareggio poi contro l'Isola Calcio 5, un risultato di 5-5, però oggi non sta brillando probabilmente la formazione di Salvorizzo, ma probabilmente non per demeriti degli ospiti, ma forse per tanti meriti da parte dei padroni di casa, che stanno giocando una partita pressoché perfetta, con Calò autore di 3 gol. Nel frattempo mister Zapparata che sta caricando i suoi per questa seconda frazione mancante chiaramente del primo tempo. Nel frattempo rimane ancora in campo Mario Molinaro, che è dal primo minuto sul terreno di gioco, però si riscalda di grazia. Vediamo se nel secondo tempo ci sarà spazio per classe 1992. Palla per Ruffolo in profondità, la tiene, va sul sinistro, poi la palla punta e la parata di Lo Piparo. Alza il pallone, buona qui l'uscita dalla pressione. Baucina contro Caruso. Baucina! E Norfo 2 volte in 2 tempi. Caruso. Scalavino. Ruffolo. Romano lo tiene lontano. Baucina. Romano. C'è spazio. Ruffolo lo fronteggia da lontano. Poi si appoggia. Baucina si appoggia anche lui sul Romano. Palla dietro. E conclusione di Minnone che non prende la porta. Scalavino rientra, rischia tanto qui anche mister Zapparata, che dice proprio ai giocatori di non rischiare queste giocate. Palla di Molinaro per Caruso, c'è un buco in mezzo a 2 maglie, si stava per infilare il numero 8, poi Romano con un'ottima finta di corpo. Baucina. Nel frattempo ricomincia a piovere anche abbastanza forte. Minnone. Poi conclusione da fuori, c'è stata una deviazione probabilmente di Norfo. E invece sì, effettivamente c'è stata, perché l'ha toccata con le dita, però la palla era già terminata in out. Poi tacco di Scalavino, Calò appena entrato, prova subito a scambiare con Ruffolo. Molinaro, Scalavino, le finte, qui tutta la sua tecnica, poi rientra in mezzo a 2 maglie, riesce a passare Calò da dietro, palla che si appoggia per Ruffolo, che non trova la porta, ma qui tutto l'altruismo di Calò, che infatti sorride al compagno. Poteva trovare il poker, ma voleva iscriversi anche nel tabellino degli assistman, non soltanto in quello dei cannonieri. Palla al 100° palo, arriva Scalavino che allontana, poi Calò sbaglia l'aggancio. Minnone in scivolata nel tentativo di trovare la porta, non l'ha trovata. Scalavino, Molinaro, Calò scarica su Molinaro, palla di ritorno perfetta per Calò che attacca la porta. Calò a secondo palo, Scalavino ancora. Che meraviglia la giocata di Antonio Calò, che fa quindi 5-0, non Calò chiaramente che fa l'assist questa volta, ma il gol è di Francesco Scalavino, tutto suo. Nel frattempo le urla da parte di mister Zapparata, che a Norfo qualcosa. Anche Molinaro qui a caricare i suoi compagni dicendo di giocare con il cervello. Lucchese, Miranda rientrato in campo il 10. Lucchese, anche per lui un rientro
diversi minuti fuori, poi sbaglia tutto. Molinaro la difende con i denti. Norfo stava quasi per sbagliare il rilancio, cercava Calò ma non l'ha trovato. Poi gli applausi da parte della panchina di casa. Nel tempo fuori Molinaro che lascia il campo per la prima volta in questo primo tempo. Subentra Carmelo Di Grazia, insomma due centrali che di esperienza ne hanno. Calò poi va giù, scontro con Minnone, poi Di Grazia allontana il pallone, effettivamente colpo c'è stato. A terra nel frattempo ancora Antonio Calò. Sarà quindi rimessa laterale per il Cus Palermo, che però restituirà sicuramente il pallone con Giannola, che infatti sta guardando i suoi avversari e restituisce il pallone a Norfo. Scalavino centrale, qui sporca il pallone Giannola con una buona zampata, poi palla in profondità. Calo, Rufolo la tiene in mezzo a due maglie gialle, poi si complica la vita ma riesce comunque a passare e subisce anche fallo. Lucchese dice di no. Scalavino cerca Di Grazia, palla ancora verso il 23 che ha tolto il gol del 5-0 ma sbaglia. Lucchese si allunga il pallone, Cosiso può rientrare, cerca i compagni al centro, serve Miranda che mette la palla dove non può mai prenderla. Anche un portiere come Alessandro Norfo va 5-1, riapre la partita e chi se non lui, chi se non Alberto Miranda che con quel suo sinistro mette il pallone sotto la traversa, la tocca e Norfo non può veramente nulla. Era ben messo anche il portiere ma quella palla era veramente difficile da poter prendere. Calo, Di Grazia, fatemi un cambio. Calo, tanto arriva anche il sole. Minnone, Miranda, Norfo, attentissimo sul primo palo, poi Minnone con Calò che dice che ha subito una spinta. Una buona partita per Minnone, 28 da quando è entrato. Palla alta, di testa a Di Grazia. Lucchese, arriva anche il sole, tanto sole adesso dopo la pioggia che ci ha accompagnato in questo match. Miranda, Minnone, può puntare Calocci, pensa un attimo, poi si appoggia, Lucchese, cambia tutto, Miranda, guarda i compagni, vede l'inserimento di Giannola che cerca un pallone al secondo palo, un mix tra un passaggio e un tiro probabilmente, poi Scalavino svirgola il pallone, poi lo tiene lì, rischia con Lucchese che ormai ha capito che Scalavino è un giocatore a cui piace fare giocate tecniche e infatti lo fronteggia e lo aspetta fino all'ultimo. Messa laterale, lo schema Giannola la tocca, non basta però. Attaccate! Norfo, Calò cerca la giocata ma sbaglia perché Minnone chiude molto bene, attentissimo qui. Si riparte dal basso, Scalavino, cercare Calvaruso appena entrato al posto di Rufolo. Mister Zapprata li sta facendo girare tantissimo oggi, tutte le pedine. Lucchese, Miranda cerca il taglio, Norfo ringrazia perché blocca il pallone con facilità e fa subito ripartire i suoi con Calvaruso, mette giù un pallone complicato, poi lo addomestica, tiene lontano due avversari, la tocca Lucchese ma non basta, poi con la punta Scalavino d'esperienza cercare l'ultimo tocco del giocatore del Cus, effettivamente lo trova, quindi qui tanta intelligenza di Scalavino. Calò centrale, poi Scalavino 1-2 che non funziona questa volta come invece aveva funzionato nel gol del momentaneo 5-0, però con i due protagonisti all'opposto possiamo dire. In quel caso è stato Calò a inventare e Scalavino a concludere. Poi Calò, ottima la sua fase difensiva, una partita sontuosa da parte del classe 2000.
Poi maniscalco per Miranda, sempre maniscalco, le finte, vuole il sinistro, lo salta, poi col tacco Giannola, guarda la porta, cerca i compagni ma sbaglia, poi Calvaruso, lo Pipero con tutta l'esperienza, si appoggia Giannola, cerca il secondo palo, c'era Miranda che si era inserito, ma poi forse uno come Giannola avrebbe dovuto anche calciare, poi Miranda cerca la conclusione col destro, si gira, col sinistro, palleggia Miranda e Norfo mette un piede a terra a fare perlo e con la mano smanaccia, perfetto qui Norfo, poi Miranda e ancora Norfo in controtempo, ci sta provando il Cus Palermo, ma soprattutto probabilmente il risultato è merito chiaramente di partita incredibile dal punto di vista offensivo, ma non bisogna mai dimenticare il portiere, perché Norfo ha fatto una serie di parate importanti, poi Lucchese e ancora Norfo le sta veramente prendendo tutte, questo sul primo palo, smanaccia sempre il portiere, Miranda e sempre Norfo oggi sembra imbattibile, poi sbaglia il tocco nel tentativo di velocizzare l'azione. Miranda, maniscalco, Miranda, poi Giannola non trova il contatto con il pallone, Calo, Di Grazia, Calo, rischia, Scalavino, Calvaruso, c'è l'inserimento di Calo che arriva effettivamente, lo Pipero questa volta blocca in anticipo, fa ripartire subito i suoi con Lucchese che si appoggia, Giannola è sempre Norfo che urla, poi anche Giannola si infuria, ancora Miranda e ancora una volta Norfo che le sta prendendo tutte, una sfida personale con il numero 10 Lucchese, maniscalco, c'è spazio, non rischia la giocata, poi la tocca Scalavino, autore del gol del 5-0. È pronto anche Ciro Matesi con la maglia numero 23, subentrerà al posto di Antonio Calo. Nel frattempo mister Zapparata urla ai suoi di uscire in pressione, poi si allunga il pallone intanto maniscalco, palla in rimessa dal fondo, pronto anche Caruso, nel frattempo è uscito Scalavino per Matesi, quindi Caruso entrerà invece al posto di Calò. Norfo, Calvaruso la tiene in campo, poi l'appoggio con il petto e calcia Matesi, conclusione molto complicata sul primo palo. Maniscalco, Giannola, buona qui la sua giocata, palla ancora al centro dallo stesso Maniscalco, azione iniziata da Romano, poi il duo Maniscalco, Giannola ha tentato di creare un'occasione importante senza però riuscirci, raddoppio intanto di Grazia e Calò, palla al centro con la punta di Giannola, Lucchese cerca il sinistro, Lucche poi la porta, viene timbrato questo gol da Giannola con tutta l'esperienza, si è messo lì davanti a Norfo che ha preso pure questa e poi è stato bravissimo nella respinta in tap-in, molto semplice, anticipando anche Di Grazia e realizzando il gol del 5-2, dunque riapre la partita il gol di Giannola, chissà che se non servisse questo, forse la formazione ospite per rialzarsi in campo. Matesi cerca il primo, lo vivo lo scontro con Lucchese, Giannola salta Caruso ma non Calvaruso, che poi guadagna anche la rimessa dal fondo, invece no, perché l'ultimo tocco è proprio del 27, Caruso infatti non protesta nemmeno. Nel frattempo ecco il quinto uomo con Miranda che agirà tra virgolette da portiere, ma sappiamo che non è un portiere di ruolo. Miranda, Romano, palla che rimane lì sempre, Miranda, Lucchese, Miranda, Romano, Miranda, quasi una filastrocca, Romano, Miranda, Lucchese, palla per Giannola, cerca il rimorchio, Romano la tocca e qui avrebbe potuto anche calciare, poi Matesi recupera il pallone, va
non va giù, poi però subisce il fallo. Calcio di punizione, qui Matese ha fatto un grande lavoro perché ha anticipato il tiro avversario, poi ha guadagnato anche un calcio piazzato interessante di Grazia Calvaruso, il tacco di Romano, tutto regolare, nel frattempo esce ancora Lo Pipero, rientra Miranda, si gioca col quinto uomo ormai. E siamo soltanto al primo tempo, ricordiamo, perché siamo sintonizzati in questo istante. 5-2 risultato. Miranda col sinistro, prende di Grazia, poi Matesi prova da centrocampo, Miranda allontana, poi Romano, fischio duplice. Dunque fine primo tempo, termina questa prima frazione di gioco con il risultato di 5-2, partita molto molto vivace, con il Tremme che sta veramente impattando perfettamente. Noi vi salutiamo, ma soltanto per una questione di minuti, poi torneremo per la visione del secondo tempo. A dopo. Primo tempo, i primi 25-30 minuti è stata una partita equilibrata, loro venivano a prenderci alti e per i primi 25 minuti, come ho detto, la partita è stata abbastanza equilibrata. Poi loro hanno avuto un'occasione su una ripartenza e là ci siamo svegliati un po'. E abbiamo chiuso il primo tempo in crescendo, poi il secondo tempo e siamo andati in vantaggio, poi il secondo tempo la squadra ha alzato il ritmo, ha alzato il livello delle prestazioni, siamo andati a prendere altissimi, poi abbiamo incominciato a giocare la palla, quindi ho un gruppo di ottimi ragazzi, un gruppo di grandi giocatori che stanno lavorando bene, gli piace lavorare, è un gruppo che gli piace fare sacrifici, quindi pensiamo partita dopo partita, fare bene in Coppa è importante anche per loro, così almeno si sono messi in evidenza e già da domenica dobbiamo incominciare a pensare al campionato, perché per noi l'obiettivo principale è il campionato, l'obiettivo principale è la salvezza. Domenica abbiamo una partita importante con l'Accademia Trapani in casa e ci dobbiamo fare trovare pronti. Io i ragazzi li valuto tutti allo stesso modo, io gli dico sempre che chi merita gioca, chi merita lavora bene durante la settimana gioca. Per questa partita ho fatto 4-5 rotazioni, i ragazzi hanno risposto bene, chi ha giocato ha fatto benissimo, chi è entrato dalla panchina si è fatto trovare pronto, quindi per un allenatore vedere queste cose è una cosa bella, una cosa importante, perché vuol dire che tutti si sentono parte integrante del gruppo, tutti lavorano al massimo, tutti si vogliono fare sentire pronto e quindi per noi allenatori che abbiamo l'imbarazzo della scelta e sappiamo che abbiamo un gruppo sano è la cosa più bella. Noi cercavamo degli under perché poi succederà anche durante il campionato che se c'è da giocare con 4, 5 under, 6 under io ci gioco, non è un problema. Con me chi è bravo e merita di giocare gioca, cioè non è questione di anni, di età. 3 anni fa ho fatto anche i playoff con la Nissa e avevo 6 under in campo, quindi per me chi è bravo, chi merita gioca e abbiamo trovato veramente nella batteria degli under dei ragazzi interessanti, dei profili interessanti. Oggi avete visto Suarez, Diallo là davanti, ma tutti gli under che abbiamo in rosa sono tutti buoni, lo stesso Russo oggi ha fatto bene, Mazzola che ha giocato sempre, quindi pensiamo partita dopo partita, i grandi sono tutti leader positivi, sono tutti leader propositivi. Posso dire che insieme al mio staff che è di ottimo livello abbiamo costruito un bello spogliatoio. E poi anche un ringraziamento alla società che non ci fa mancare nulla, si mette sempre a disposizione, e alla città di Castelbuono, una città di Castelbuono che ci ha accolto bene fin dal primo giorno, non solo ora che le cose vanno bene, quindi il merito è di tutti, il merito è della società, dei dirigenti e continuiamo così. E oggi sono contento per questi 2 gol, ma soprattutto per la vittoria, perché oggi vincere la partita d'andata era fondamentale, perché è un obiettivo che ci poniamo dall'inizio dell'anno. Per noi è importante sia la Coppa Italia che il campionato allo stesso modo, quindi siamo contentissimi per questo. Non mi aspettavo completamente di trovare questa realtà a Castelbuono, perché diciamo che sono arrivato con una squadra neopromossa e ci stiamo ritrovando a fare risultati importantissimi. Ho trovato un gruppo fantastico di ragazzi che veramente non mi aspettavo completamente. È difficile in un mese legare così tanto in un gruppo, non mi era mai capitato, lo dico sinceramente, ma quest'anno mi sto trovando veramente bene. Ogni anno non mi pongo nessun obiettivo, mi pongo solamente di fare bene e poi quello che viene mi prende. Dopo che noi abbiamo sbagliato con la ripartenza con Sferruzza quel gol, un po' la partita è girata, abbiamo preso l'1-0 e dopo nel secondo tempo l'espulsione ovviamente ci condiziona. Di contro si sono incontrate 2 squadre, una squadra molto in salute che è il Castelbuono, mentre noi in questo momento stiamo facendo un po' fatica e quindi i valori poi emersi sono stati questi, però andiamo avanti e in questo momento è importante stare compatti, stare uniti e
pensare alla partita di sabato per cercare di fare il meglio contro l'Athletic Club. Non è un problema di salvezza piuttosto che di obiettivo di coppa. La verità è che le partite vanno giocate tutte al 100%. Noi venivamo da una partita domenica fatta bene, nonostante la sconfitta. Abbiamo cercato di trovare stimoli in questa partita, cercando di fare qualche cambio, cercando di risparmiare qualcuno. Le cose non sono andate bene, affronteremo la prossima partita con uno spirito migliore, cercheremo di affrontarlo con uno spirito migliore e poi vedremo. Purtroppo il calcio è fatto di partite, passiamo da una buona prestazione a una cattiva prestazione, però c'è soltanto da lavorare, da tirarci fuori da una crisi di risultati, perché ripeto, come dici tu, il 3-0 un po' troppo rotondo e la prestazione soprattutto nei primi 40 minuti è stata soddisfacente. Ecco. In questo momento dobbiamo lavorare di più, cercare di fare meglio, cercare di trovare dentro di noi le energie per uscire da questo momento e basta, fa parte del calcio. Il calcio è bello perché ti dà sempre la controprova subito dopo, quindi sabato abbiamo un'altra partita, la andiamo a affrontare, continueremo ad andare partita per partita cercando di migliorare e di uscire da una situazione un po' particolare che secondo me è anche un po' immeritata, però contano i risultati nel calcio, non ci possono essere altre alternative. Ecco. Essendo dilettanti la coppa è un po' un problema durante la settimana, oggi c'è la gente che ha lasciato il lavoro per venire a fare la partita, noi non siamo dei professionisti, ma ripeto, tra l'altro spezzano le settimane, tra l'altro questa è una settimana corta perché giochiamo di sabato, quindi è ulteriormente corta e quindi vabbè, però ripeto, il calendario è questo, lo dobbiamo lavorare anche col calendario e con massima serenità già da domani analizzeremo la partita e penseremo alla prossima. La Coppa, come in campionato, comunque affrontiamo tutte le partite cercando di vincerle. Purtroppo oggi il risultato non è stato dalla nostra. Questo 3-0 penso che sia un po' eccessivo. Diciamo che se al primo tempo riusciamo a mettere la palla dentro, che abbiamo avuto qualche opportunità, la partita penso che cambi, ma così come il calcio è questo, gli episodi cambiano notevolmente le partite. Poi secondo tempo eravamo entrati bene, anche i cambi stessi avevano fatto il loro all'inizio. Poi l'espulsione che ci ha tagliato un po' le gambe, loro comunque è una buona squadra, devo dire, giocano bene la palla, poi superiorità numerica, diciamo che hanno prevalso e quindi il risultato poi è stato dalla loro. Io sono entrato dalla panchina ma stavamo sull'1-0, quindi il risultato era ancora in bilico. Purtroppo gli episodi, come ho detto prima, hanno cambiato anche la partita, come l'espulsione d'altronde, però va bene così, ci riproveremo al ritorno, proveremo magari a recuperarlo, anche se non è facile, ma sono sicuro che faremo del nostro meglio. Ora intanto pensiamo a sabato, che abbiamo una partita fondamentale. Probabilmente il gol preso a freddo ci ha un attimino bloccato, non siamo stati lucidi primi 20 minuti di partita. La qualità offensiva del San Vito ci ha sicuramente messo in difficoltà. Poi sono curioso di rivedere il secondo gol perché era al limite, i ragazzi sostengono che fosse fuori gioco, però chiaramente è da rivedere questa situazione. Mi è piaciuta poi la reazione dei ragazzi che, nonostante il doppio svantaggio, poi siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima sfida tra Treme Calcio 5 e Cus Palermo. Risultato che potete benissimo vedere nel nostro tabellino di 5-2 per i padroni di casa, che hanno avuto un inizio impressionante, una partita impattata in maniera ottimale dalla formazione di mister Zapparata. Nel frattempo si riparte quindi con il primo stesso in maglia verde, con Molinaro, Calò, Calvaruso e Scalavino. Dunque lo stesso quintetto che ha iniziato la partita. Tra i pali sempre Norfo, che è stato uno dei protagonisti assoluti del match, con una serie di parate veramente, alcune senza senso. Manisca, qui si complica e sbaglia da solo fondamentalmente, ma ha fatto una grandissima giocata sulla linea di fondo, andandosene con il tacco in maniera molto elegante, e poi forse il terreno non lo ha aiutato, ed è un peccato perché il Cus sicuramente sta anche un po' accusando il terreno. Non è facile per giocatori molto tecnici veramente riuscire a creare quelle situazioni che solitamente invece si riescono a creare quando il terreno lo può anche
Supporre. Manisca. Lucchese. Romano. Allarga. Manisca. Sempre Romano. Palla centrale. Scalavino la tocca. Giannola. Nel frattempo non è in campo il 10. Alberto Miranda. Anticipo di Lucchese. Un po' rischiando in realtà. Giannola, Maniscalco, può attaccare la porta, viene fermato da Calvaruso e Calò che attacca la porta. Calò cerca il secondo palo, Lucchese con la tibia, poi le urla da parte del giocatore in maglia 4. Calò, Scalavino, rischia tanto perché la tocca Giannola ma non la tiene. Poi Maniscalco giù, Calò. Lucchese, palla per Giannola, troppo profonda. Nel frattempo Calò dice quello di gara. Non d'accordo probabilmente per la decisione di non sanzionare quell'intervento come falloso. Poi mister Zapparata invece che dice al proprio giocatore, che quindi grande esperienza di mister Zapparata, dice cosa cambia dirlo dopo. Effettivamente il diritto di gara non può cambiare mica la sua decisione, quindi tutta l'esperienza di mister Zapparata. Poi Lucchese, grande qui la sua incursione, cerca il tocco, riesce a favorire poi Maniscalco, poi per Giannola, palla ancora una volta che non riesce ad arrivare tra i piedi dei compagni, un po' di imprecisione, però è un cus, sembra un cus diverso in realtà in questo inizio di secondo tempo, più propositivo. Chiaramente il risultato può anche indicare questo tipo di partita, non c'è più nulla da perdere per la formazione di mister Rizzo, quindi è anche un po' lecito aspettarsi una formazione più devota all'attacco. La palombella cercata e tentata da Maniscalco per Romano che però non arriva, poi Calò apre per Calvaruso, palla troppo profonda e il campo che qui non ha favorito questo tipo di giocata perché ha aumentato la velocità della sfera chiaramente, facendola scivolare sulla linea di fondo. Lucchese, Giannola dopo il pallone di Romano, poi Lucchese per ancora cerca la conclusione. Norfo, nel frattempo rientrato in campo Minnone al posto di Maniscalco. Corner, Romano, le urla intanto di mister Zapparata. Lucchese, Giannola cerca il passaggio in mezzo, poi con il petto la mette giù. Romano cerca la conclusione con l'interno, poi Giannola, rimorchio, Calvaruso la tocca. Lucchese vuole il sinistro, si appoggia Romano, poi Giannola con la suola tiene lì incollata sotto il piede Minnone, poi il dribbling contro Calvaruso, lottano i due, usa troppo le braccia Calvaruso. Fallo piuttosto evidente qui di Calvaruso che si aiuta con veemenza con le braccia, lo spinge. Dunque calcio di punizione sul punto di battuta Lucchese. Vediamo se regalerà una conclusione o piuttosto uno schema. C'è vicino a lui Romano effettivamente. Lucchese e non aveva calciato male, ha sfiorato l'incrocio dei pali. Norfolk comunque sembrava in posizione. Nel frattempo continua sul riscaldamento Runfolo. Lucchese la mette giù con il petto, molto bene qui il 4, poi cerca il passaggio, Scalavino si frappone. Nel frattempo ecco il quinto uomo ancora, il Cus vuole provare veramente il tutto per tutto. Giannola, Romano, Giannola e ancora Romano. Ecco l'ex tiki-taka. Romano allarga per Minnone, Giannola che può provare la conclusione, è uno schema per il passaggio in mezzo. Miranda, Romano non vuole forzare la giocata del Cus Palermo. Miranda non ha lo spazio, Romano allarga per Minnone, palla sbagliata, rimessa dal fondo che verrà battuta da Norfo che non ha fretta di battere. Nel frattempo Lo Piparo ritorna tra i pali al posto proprio di Miranda che quindi si siede in panchina, chiaramente metaforica perché in realtà non si siede in panchina. Nel frattempo di di gara dice qualcosa a Romano, del cartellino giallo. Scalavino
poi va giù Calvaruso, Giannola va sul mancino, raddoppiato, rimane in piedi, poi trova la deviazione, corner, qui Giannola probabilmente se fosse caduto a terra probabilmente avrebbe anche trovato un calcio di punizione, lui ha continuato con caparbietà per cercare la conclusione col sinistro, è stato portato verso l'esterno da Calò e Molinaro, intanto Lucchesi si apparecchia alla conclusione, calcia col sinistro, viene murato ancora Lucchesi con la punta, casca giù Giannola, 5-3, la riapre Giannola, azione perfetta del CUS Palermo che, come vi ho detto anche nel primo tempo, è una formazione abituata a delle rimonte. Dunque 5-3 risultato, Giannola si iscrive anzi non si iscrive perché è già la seconda volta che timbra il cartellino. Dunque 5-3 risultato e adesso la partita si è riaperta più che mai. L'ingresso intanto di Mattesi al posto di Calvaruso, che oggi non sta brillando per lucidità sotto porta. Una buona gara da assistman, ben 3 per lui, ma dal punto di vista statistico dei gol non è riuscito a trovare la gioia del gol. Minnon, ma per non conta però! poi Scalavino, aggancio molto complicato su questo pallone di Norfo,